Buona giornata, buon lunedì, una nuova settimana che apre con, di solito traiamo e facciamo il bilancio del weekend sportivo, ma ancora purtroppo insomma tanti avvenimenti non si sono svolti, non si svolgeranno ancora per parecchi mesi, però attenzione, come il calcio è ritornato. Per quanto riguarda il nostro www.venetoglobe.com, vi ricordo che potete scaricare le app per Android e per lo smartphone, l'Apple, e quindi potete ritrovare poi tutto sul vostro telefonino comodamente. Per chi ama invece la TV normale, digitale terrestre, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che per Veneto e Friuli Venezia Giulia trovate e captate sul canale 95. E allora vi dicevo che si è giocato qualche cosina, no? Si è giocato e è ritornato il calcio. Mercoledì, tra l'altro prossimo, ci sarà la finale di Coppa Italia a Roma tra Napoli e Juventus. Le deluse sono l'Inter con Conte che vuole un'altra Inter, lo ha già detto, con giocatori esperti e vincenti. Il Milan garantisce fiducia a Rebic e oggi sbarca un francese, Kalulu, per le visite mediche. Squalificato invece il portierone del Napoli che ha salvato il risultato l'altro giorno contro l'Inter. Ospina non sarà in finale perché è stato squalificato. Anche Rebic con quel brutto fallo in partita contro la Juventus è stato squalificato e avrà un turno di stop. Gli ascolti sono stati buonissimi con la RAI che va oltre i 7 milioni di telespettatori e oggi attenzione perché ci tiene un consiglio di Lega di Serie A con il via della stagione che probabilmente e presumibilmente sarà il 12 di settembre. Il mercato vede Luis Alberto leader della Lazio e per lui è pronto il rinnovo al 2025, mentre da segnalare che in Serie B la neopromossa Reggina acquista Menez, ex tra l'altro anche Milan, che ritorna, è conosciuto come un bad boys, però insomma vedremo se il ritorno di Menez sarà diverso quest'anno nel campionato italiano alla Reggina. Nella Liga spagnola il Real Madrid risponde al Barcellona rifilando all'Eibar 3 gol. In Francia invece il Paris Saint-Germain conferma Mbappé e Neymar, i due giocatori importanti per il Paris Saint-Germain. In Germania il Leverkusen è quarto e lo Schalke 04 tocca le 13 gare, le 13 partite senza vittoria. La Premier League è pronta a partire, mercoledì si torna a giocare e domenica i Reds possono già laurearsi campioni, quindi per loro siamo alle battute conclusive. Per ritornare in Italia in Serie B si riparte il 20 con Ascoli Cremonese che sarà l'anticipo il 17, qui abbiamo già il Benevento di Pippo Inzaghi con un piede in Serie A, il Crotone ed il Frosinone che si incroceranno in una gran bella sfida e saranno 10 giornate tutte da godere. Occhio all'outsider che potrebbe essere il Pordenone che il presidente Lovisa ha motivato parecchio in questi mesi di stop. Il basket adesso, lasciamo il calcio, il basket vede l'improvvisa separazione, come un fulmine a ciel sereno, l'improvvisa separazione tra Sassari e Pozzecco, la perdita di Evans, il mancato arrivo di Puška e la telefonata di fuoco con il presidente Sardara ha fatto sì che le camicie, come ormai lui se le rompe ad ogni partita, Pozzecco insomma se ne va, lascia Sassari e nessuno avrebbe mai detto ciò. La cronaca regionale trevigiana, finalmente alla Ghirada per il Benetton è arrivata la possibilità di allenamenti con il pallone preventivamente disinfettato, tutto comunque in attesa di questo board Pro 14 che deciderà come chiudere questa stagione infinita. Andiamo a sentire il coach Crowley con la traduzione della sua intervista per farvi capire che aria si respira alla Ghirada. Yeah, so they can play with the ball now. So after 3 weeks here, the training, we're in small group still. We are using things, we can't touch players with hands. So, you know, we are using different ways to try and get some aerobic fitness in. And it's working quite well at the moment. So just playing some fitness games with no contact, etc.
Yeah, we've got it's mainly a gym-based program at the moment and a running-based program because we can't do any contact, etc. So we have some individual skills that they are doing, a couple of sessions a week, working at, just around some rugby-specific stuff like getting off the ground, etc., etc. So, it's working well at the moment. They've worked hard, so we will give them all. They've been in now. Okay, we've only had 2 weeks, I think, where we can play off the ball, but they've done a lot of running load since they came back in. So, we will give them a easy week next week, and then we will start to ramp it up again. Yeah, the new arrivals and the new permit players. Very impressed with them. They obviously have a lot of skill. They've all played for Italy under 20s, the permit players. They've certainly fitted in really well. They have very good work ethic. They're good guys, and been very impressed with the way they have accepted the challenges being put in front of them so far. So, I'm sure they are going to put a lot of pressure on the players that are here as we get further into, towards selection around the game. So, no, I've been very happy with them. Bradley is still under contract with Gloucester, so he is not here yet. And Padavani is returning from injury. He had an injury situation which he's had last season, so he is returning from that in our return to performance group, and he is coming on very well. So been very pleased with him. No, not at all. I mean, it's it won't affect at all. We would be doing some of this sort of rugby anyway. I mean, you can't do contact all the time. We look at more at his individual technique, and we will start to ramp it up later on. But at the moment, no, it won't make any difference. Le immagini di Ben TV per Kieran Crowley, che è il capocoach appunto del Benetton. Nel basket trevigiano della TVB De Longhi c'è la conferma che Logan rimarrà a Treviso per chiudere la sua carriera, mentre Alviti e Duglietti salutano il gruppo. Si parte da Imbrò, da Chillo e piace un nuovo giocatore, Achele, però sarà molto difficile, vedremo cosa succederà. E adesso gettiamoci nel calcio, ormai ci siamo abituati con Flavio Cipriani a parlare di calciomercato non soltanto locale, ma a partire dalla regione, provincia e poi il locale. Saluto Flavio Cipriani come ogni lunedì. Ciao Flavio. Grazie, buona giornata a voi. Eccoci, allora partiamo subito perché c'è tanta carne, come si suol dire, al fuoco, giusto? E anche grandi movimenti interessanti. Sì, diciamo subito, usciamo dalla regione soprattutto, ma per rinnovare queste nostre anticipazioni fatte nelle scorse settimane, in quanto già venerdì il trevigiano di Gaerin, Riccardo Bolzan, è il nuovo direttore sportivo della Nocerina. L'ho contattato già in giornata quando è stata ufficializzata la sua candidatura e la sua posizione nel club rossonero, e quindi ho avuto il piacere anche di complimentarmi con Ricky. Per quanto riguarda un altro Riccardo, e rimaniamo in questa latitudine con Riccardo Spaderi, il giovane under 17 del Lia Piave, partito dal San Mendemiano, che in questi giorni metterà la firma sul trasferimento al Benevento, quindi un under 17 che lascia un under 17 oltretutto allievo elite del Lia Piave, che lascia il trevigiano per entrare nel mondo professionistico, e il Benevento ha visto bene. Ritorniamo invece nel mondo della Serie D, il nostro mondo dilettantistico, per andare a scovare ancora l'ennesima trattativa messa in piedi dal San Giorgio Sedico, e quella che potrebbe avvicinare il centrocampista Trento, ex Campodarsego Tamai lo scorso anno nella seconda parte della stagione, alla Luparense. Quindi Trento potrebbe essere il centrale di centrocampo della formazione di mister Alessandro Ferro. Per quanto riguarda invece Dario Sottovia, si allontana la posizione al centro dell'attacco del bomber di Campodarsego, anche perché la questione economica è un po' l'ago della bilancia di questa trattativa. Avrei consigliato un giocatore trevigiano che è Pozzebon, un centravanti che era lo scorso anno all'Arzachena, che ha già militato nella Juventus Under 23, e Moreno della Vecchia valuterà anche queste opportunità. Scendendo poi ancora di categoria e andiamo nella regione opposta, quindi il Friuli Venezia Giulia, dove Fabio Rossito ha vinto il ballottaggio Fabio Rito, che ha vinto il ballottaggio con Checco Feltrin. Rossito, che era uscito dallo schema tecnico del Manzanese,
quindi Rossitto, tecnico di Fontana Fredda, andrà a allenare il Chios, la formazione giallo-blu di Pressa e Bressan. Saliamo di nuovo invece di categoria e di regione, soprattutto per andare a Trenton, dove l'uscita di Marcolini di Caporali impone al club giallo-blu di cercare i due centrocampisti centrali. Si parla di un Santuari in arrivo dalla Virtus Vegvok, Santuari che ha già giocato al Trento e ora si è trasferito a Verona, ma potrebbe ritornare a Trento. Poi c'è stata la candidatura di Del Carro alla Calvina, la Calvina bresciana, ma Del Carro ha un passato alla Clodiense. E poi l'ultima nota è che il club potrebbe virare su Venitucci, centrocampista ex Juventus del Luparense. A Verona invece c'è un tecnico che prende posto su una panchina, lascia la panchina della Under 17 della Vercom Verona, Andrea Annichini, e siederà sulla panchina della Virtus Verona. A Vigasio lascia il romagnolo Andrea Orecchia, parlando in Samane con il presidente Zaffani, ma ha riferito appunto che Andrea Orecchia voleva avvicinarsi a casa e non c'è la questione tecnica o la questione di categoria a far desistere il mister romagnolo. A Belluno altre novità, rientra dal Vittorio Veneto il secondo portiere Pizzato, un 2002, occasione per chiudere anche la parentesi dei fuoriquota. Lo Zoccolo Duro ha fatto pressione anche per trattenere Masoc, il mediano che resta in casacca giallo-blu dopo un po' il sondaggio fatto da Manzanese, San Giorgio Sedico e nell'ultima settimana anche dal Treviso. A Manzano invece arrivano le grosse novità della settimana, perché gli occhi puntati sono su Casella, che dovrebbe chiudere la trattativa e firmare per la formazione Orange, ma soprattutto c'è l'attaccante Simon Fida del San Donà a vestire la maglia numero 9 della formazione di Mister Vecchiato, ma oltre a questo giocatore potrebbe arrivare anche il laterale sinistro Scandilori, ex Liventina Este e Arzignano Chiampo, ma il tocco finale potrebbe essere l'aggancio, e si dice con molta frequenza, e lo si sussurra da diverse ore, l'aggancio di Yves Segnago, centravanti del Porto Mansuet. Una trattativa che potrebbe andare in porto, ma dobbiamo dire una cosa, che Yves Segnago ha un posto di lavoro da salvaguardare e a Manzano andrebbe a fare il calciatore. L'ultima da Manzano è la collocazione tra i pali di Calligaro, esperto portiere, in passato alla Sacilese al Cerli di Muzzane, che dà il via libera invece a Buiatti, che uscirà dall'attenzione di Vecchiato, e Buiatti in Friuli Venezia Giulia si troverà una nuova collocazione. A Cartigliano novità, alla partenza di Marcolini verso San Giorgio Sedico, il club azzurro ha piazzato il colpo con Bellè dell'Istrana, attaccante esterno che andrà quindi a rimpiazzare Marcolini. A centrocampo invece c'è la scommessa Marchesan, un classe 2000 che arriva dal Vedelago. Per quanto riguarda invece l'Unifeltre, tutto è fermo ancora in attesa delle due punte del centrocampista centrale di regia. A Montebelluna c'è la conferma del libero Zucchini, mentre ora è il momento di scendere in eccellenza e andiamo subito a... Qui ci sono bei movimenti, parlavi di Ignago prima, Porto Mansuet che... Sì, colleghiamo sempre Porto Mansuet, anche se non è chiara la posizione di mister Tossani, che vorrebbe allenare nel pomeriggio, invece il club vuole mantenere i canoni stabiliti dai calcio dilettanti, quello di allenarsi nel preserale o nel serale. E qui c'è un nome che un po' si avvolge nel mistero, in quanto l'Arcella mister Davide Tentoni non ha ancora trovato l'accordo con la società, dovrà ritrovarsi con il DS Ceccato, ma il DS Ceccato mi ha anche anticipato che c'è una trattativa con un club professionistico per Davide Tentoni, ma che non sia invece l'uomo avvolto nel mistero, che potrebbe andare invece ad allenare il Porto Mansuet, essendosi trasferito in terra trevigiana. Sostituire Andretta. Potrebbe anche essere così. Andiamo invece ancora sulle sponde del Livenza per testare un po' le condizioni e la scelta del club. Song Chin è in pole position, ma c'è questo avvento di Beppe Ton, l'ex tecnico del Vittorio Veneto, sarebbe uno dei possibili candidati o uno dei due candidati a prendere posto al club liventino. Manca da un po' d'anni Beppe, no? Ma soprattutto, sì, manca da 2 o 3 anni nel calcio dilettantistico, ma soprattutto è il segretario a caldeggiarlo al club. Non c'è un presidente, non c'è un direttore generale, non c'è un direttore sportivo, ma è il segretario in questo momento a caldeggiare un nome di un tecnico che oltretutto sta fuori dal giro già da 2 o 3 anni. A Castelbaldo invece grande attività, perché il club
di patron Ottoboni sta tentando la carta per completare un mosaico e puntare a questa benedetta Serie D che il presidente vuole a tutti i costi. C'è l'arrivo di Tresoldi, difensore del Pozzonovo, il portiere Martello del Villafranca, poi c'è l'arrivo del centravanti Protti della Copparese e un ritorno in Veneto, anche se ha avuto modo di esprimersi al Delta Portotolle, è quello del centrocampista Castellan, che era al Levico e quest'anno ha chiuso la stagione al Delta Portotolle. Al Valgatara salutano Dalla Pellegrina Libero e Beverari, in entrata in casacca rosso-blu il centravanti Raimo del San Martino Speme. Alla Rocca Altavilla di Paolo Beggio, in stand-by ancora l'operazione Tonani, centravanti del Feltre. Arrivano invece nel Vicentino il centravanti Dorio del San Giorgio in Bosco, Lombardo attaccante esterno del Tombolo, mentre il mister ha bloccato Peotta del Castelbaldo Mas che piace anche oltretutto allo Schio e al Bassano. Alla Calvi Noale c'è un grande movimento, soprattutto per le partenze, in entrata da segnalare quella di Gemelli del Real Martellago e di Nicola Siega del Faro Mestre. Per quanto riguarda due attenzioni su Meite del Portoguaro, centrocampista del Porto Summaga, del Porto Buffolè, e soprattutto di Chin del Mestre, sono i due giocatori nel mirino. Come dicevo, lasciano Noè, Capitan Minio, Bellemo, Frison e Di Giuseppe. Al San Giorgio in Bosco altre novità e società neopromossa che vuole muoversi con le giuste credenziali. Mister Gualtiero Zanetti ha portato con sé Segato, ex centrale difensivo del Tombolo e del Careni Pievigina, ma soprattutto in queste ore si è avvicinato anche Vogli, laterale mancino, che lo scorso anno ha giocato al Sedico. Per quanto riguarda invece il Bassano, vi arriva Vigo, centrocampista del San Giorgio che si priva, come avevamo già anticipato la scorsa settimana, di Loat, che ha scelto il Limana, dove è approdato anche Brustolon, altro elemento già anticipato nelle scorse puntate. Quindi a Porto Mansuè, via Tondura, via Dassie e Meite, e quindi anche qui ci sarà molto da lavorare per reintegrare il gruppo. Sakayeva, l'ex attaccante che ha avuto modo di esprimersi all'Arcella lo scorso anno del San Giorgio Sedico, ha avuto un sondaggio con il Brian Lignano Precenicco. A Conegliano c'è molto lavoro da fare, da sbrigare. Il club sarebbe intenzionato a cercare un portiere giovane, soprattutto Marco Moretti come centrocampista di riferimento, e si punta molto su Paolo Zanardo, che potrebbe essere la ciliegina, un ritorno, ma soprattutto la ciliegina sulla torta giallo-blu. Se ne va invece D'Amico, che già oltre l'età, la distanza non permette al Conegliano di poterlo trattenere. Portiere in uscita Vittorio Veneto e Rossetto, che abita a Crespano del Grappa dal Vittorio Veneto, mentre Mion, portiere dello Zero Branco, si è accasato al Ponzano. Ferrarese della Liventina sempre più vicino al San Donà, mentre il San Donà è sulle tracce e dovrebbe essere già una cosa assodata, quella del centravanti Mangieri, che lo cercherebbero 10 formazioni, non una, quindi Mangieri potrebbe operare e soprattutto optare per San Donà, perché la squadra si allenerà il pomeriggio. A Porto Viro ancora un po' di nomi, Luciano Vianello e Pino Augusti, il tandem tecnico, puntano a riportare a Donada il portiere Cappellozza dal Cavazzere, Zainaghi dallo Scardovari e Andriello dal Rovigo. La Tagliolese ha confermato in panchina Tessarin, ex Delta Portotolle, mister Luca Albieri dal ex Castelbaldo, lo scorso anno in terra estense, va a allenare il Rovigo. Per quanto riguarda invece le note, c'è una nota dal Feltrino, in quanto la Feltrese potrebbe non presentarsi ai nastri di partenza della seconda categoria, e mister Luca Festa potrebbe andare alla Juventina Mugnai. Una nota di colore, diciamo che a 36-37 anni Massimo De Martin potrebbe chiudere anche la stagione a San Fior, diciamo, la buttiamo lì, giusto? Però da ultimo chiudiamo questa panoramica con Domenico Del Puppo, che a distanza di qualche anno potrebbe ritornare al San Michele Saggia. Questo è tutto per la settimana. Beh, direi che abbiamo sparato nomi. Flavio, ci hanno paragonato la coppia Criscitiello-Pedullà, Io direi... Ma siamo del nord intanto. Sì.
Va bene, allora noi ci sentiamo qui, ci fermiamo qui, ritornerà perché Flavio avrà una sua rubrichetta nelle prossime settimane e allora parleremo ancora da qui a settembre, quando speriamo che i campionati possano riniziare, parleremo naturalmente tanto di calciomercato e di calcio. Ciao Flavio, grazie. Grazie a voi, buona giornata. E a venerdì e noi vi lasciamo qua.